Io abbraccio virtualmente e spero di farlo anche dal vivo la consigliera e la ringrazio del coraggio che ha avuto. A Mestre, prima di prendere la parola nell'auditorium dell'M9, Gino Cecchettin dedica il primo pensiero a Silvia Cestaro, la consigliera regionale che ha rivelato in aula la violenza subita a 15 anni, proprio durante la discussione sull'istituzione di un osservatorio regionale contro la violenza sulle donne. Chissà quante donne hanno passato questa cosa, è il motivo per cui non bisogna fermarsi di parlarne, perché la violenza è radicata e bisogna sradicarla da questa società. È proprio in questo spirito che si inquadrano gli incontri che, sull'onda del libro Cara Giulia e della fondazione che porta il nome della figlia, Gino Cecchettin sta girando l'Italia. E oltre alla consigliera Cestaro c'è anche qualcun altro che vorrebbe incontrare di persona. Ha detto anche che vorrebbe incontrare di persona il ministro Valditara. Allora, il confronto è una cosa che va fatta sempre e soprattutto quando ci sono punti di vista differenti, quindi apertissimo a discuterne anche perché dovremmo cercare di capire assieme cosa si può fare. Proprio durante la presentazione della Fondazione Cecchettin, il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, aveva definito la lotta al patriarcato come frutto di una visione ideologica e attribuito all'immigrazione illegale l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale. L'ultimo pensiero di Gino Cecchettin è invece per le nuove generazioni. La sensibilità dei giovani è molto alta anche perché è di loro il futuro, e loro saranno i futuri genitori e quindi è giusto parlare a loro, è giusto condividere i percorsi che noi abbiamo fatto. Noi che abbiamo un po' più di esperienza, ecco, forse potremmo consigliare gli sbagli che abbiamo fatto cercando di ridizionarli nel modo giusto.